Visto un Napoli in difficoltà, poi per 70 e oltre un Napoli che ha rimontato, controllato, gestito e rischiato anche di allargare questo vantaggio. Allora le chiedo quanto è soddisfatto soprattutto della crescita mostrata dai nuovi nell'atteggiamento. Sì, oggi sono soddisfattissimo perché abbiamo giocato una partita di livello, di spessore contro una squadra di spessore, per cui è in questi confronti qui che si vede la realtà di quelle che sono i watt che hai addosso e la luce che fai. Al di là dei primi minuti dove abbiamo fatto girare male la palla perché ci si fa prendere un po' dall'ansia, dalla frenesia, poi abbiamo aggiustato qualche misura e hanno fatto una grande partita. Studio. Baron Beran. Sì, mister, buonasera. Si sta comodo qui Spalletti, insomma, vedo che continua un po' a sorridere. Si sta comodo sul divano, meglio che in panchina. No, è vero, bellissimo, bellissimo. No, mi piace il nome, tutti bravi dal divano, Mister, considerato quello che il mercato le ha tolto, quello che le ha dato, che necessita comunque di un processo di costruzione, però ecco, vedendo la partita di stasera sembrate molto avanti in questo. Sì, vero, stasera hanno fatto molto bene perché poi hanno trovato in qualsiasi momento le misure ad una Lazio che sappiamo quale qualità abbiano nel palleggiare, quest'anno l'aveva fatto vedere in diverse partite. E poi si è tirata fuori questa personalità, questo carattere che abbiamo, perché noi ce l'abbiamo. Ogni tanto siamo un po' timidi, ogni tanto ci perdiamo per pigrizia in delle banalità che per il livello di calcio che vogliamo giocare non possono succedere. Però la squadra ha fatto molto bene tutto, magari qualche volta anche rimanendo un po' sbilanciata davanti e prendendo delle ripartenze a campo aperto, però quella è un sintomo di crescita, di mentalità, di voglia di andare a confrontarsi a viso aperto, perché poi Napoli è una piazza importante calcisticamente parlando e quindi deve avere i comportamenti o perlomeno le scelte del calciatore importante. Ale Matri? Buonasera mister. Ciao. Niente, non possiamo non parlare dell'impatto di Kvaratskhelia nel nostro campionato. Le volevo chiedere in cosa può ancora migliorare questo giocatore e cosa ha portato di diverso rispetto alla passata stagione. Ma di diverso diciamo che quello che giocava prima era Insigne, per cui era uno che sapeva soprattutto palleggiare con la squadra, uno che nella fase di possesso ti rendeva sempre la vita facile nell'andare a palleggiare nella metà campo avversaria. Probabilmente lui ha un po' più di uno contro uno a saltare l'uomo e ha ugualmente qualità perché è un calciatore molto tecnico, deve fare quel miglioramento da un punto di vista di esperienza che con Lorenzo avevamo e che probabilmente in qualche momento deve diventare ancora, perché è un ragazzo dolcissimo, un bravissimo ragazzo, proprio uno di quelli che a volte non ci vorrebbe essere dentro le situazioni perché ha questa timidezza, tra virgolette, e se per giocare a Napoli, per giocare a Champions League, per giocare per l'alta classifica in Italia bisogna diventare, come dicono a Napoli, un po' più facce di. Molte cose sono dette prima, una curiosità. Fate la prima lezione, l'ultima ora è il Napoli più bello di Spalletti, dell'era Spalletti. Abbiamo giocato una partita di grande qualità, di grande livello. Secondo me ne abbiamo giocato anche l'anno scorso. Probabilmente la differenza
che vuole sottolineare lei che di là c'è uno di quelli più bravi come allenatore, di quelli che è difficile. La ringrazio, però forse diciamo la sottolineatura in base a quelli che avevamo davanti, perché poi la qualità del calcio di Sarri la conoscono tutti, io l'ho sempre detto, ogni qualvolta mi chiedono di lui, e il primo quarto d'ora infatti abbiamo sofferto, abbiamo preso anche gol, per cui ribaltare questa partita qui diventa una scorciatoia per andare a chiappare quelle cose di cui parlavamo un po' anche ieri, per fare una crescita verticale, insomma, ecco, una crescita più veloce, perché poi delle conoscenze ancora le dobbiamo fare, a volte ci perdiamo in delle banalità, a volte siamo pigri, a volte siamo cazzuti, forti, reattivi, pensanti, teste forti, per cui è questo qui, bisogna ancora fare dei passettini avanti e bisogna poi sapere che devi far sempre così, non è che lo puoi fare una volta, devi farlo domani, perché quelli che si alleneranno per compensare di quelli che hanno giocato la partita d'oggi debbono fare la stessa qualità che hanno fatto quelli che hanno giocato. È così che poi riesce a far crescere tutti. Cronache di Napoli. Buonasera, sono qui. Sì. E questa vittoria, al di là del fatto che si va in vetta alla classifica, è una partita importante, eccetera, quanto può rappresentare in termini psicologici in proiezione della gara con il Liverpool? Sì, diventa un biglietto d'attesa di questi 3 giorni di prima classe, nel senso che ci arrivi convinto che puoi giocare la partita, perché poi un po' quello che è successo contro il Lecce, ma se avete sentito quello che abbiamo detto di là, l'abbiamo già detto, tu puoi anche non vincere una partita, però il calcio che devi fare è questo qui, la forza che devi, l'impatto che devi avere sulle partite, non è perché ora la palla me l'hanno data sul destro anziché sul sinistro, ma io sono un calciatore che la palla addosso sporca non la posso ricevere, perché bisogna saper far tutto, perché quando ti pressano come fa la Lazio che ti viene a prendere dall'area di rigore, poi diventa difficile trovare delle linee di passaggio dove si va a controllare facile la palla. È sempre una linea di passaggio dove c'è sempre impatto, dove c'è sempre un duello, dove c'è sempre poi da finire di pulire quella cosa lì per mettere in condizione un compagno di squadra di giocare, insomma, e queste partite qui sono un processo di crescita che fanno sintesi, insomma, ecco. Mister, innanzitutto complimenti per la vittoria, perché non è mai facile vincere qua all'Olimpico. Il fatto che la squadra sia rimasta in partita nonostante l'inizio un po' difficoltoso le dà un po' di tranquillità su quella faccenda della personalità che lei ha spesso sottolineato, che il Napoli, ovviamente avendo perso tanti top player, deve riconquistare? Grazie. Io sono sempre tranquillo perché so con chi ho a che fare, però è chiaro che dà più forza a loro, e probabilmente al nostro ambiente, ai tifosi del Napoli, perché poi bisogna vederle le reazioni quando c'è una battuta d'arresto, poi ma come hai fatto a pareggiare, come hai fatto a non vincere. I discorsi sono sempre quelli, per cui le orecchiette si abbassano un po', prende un po' di schiaffetti, poi deve andare dentro
ed essere convinto che quella lì è stata casualità, che tu hai questa forza qui. E rimetterla in pratica non è mai facile, insomma, ecco, invece è un po' quello che avevamo detto, di vederli all'opera nelle difficoltà, e nelle difficoltà questi hanno reagito molto bene, qui siamo sulla strada buona, ecco. Tutto mercato vuoi? Mister, buonasera, piacere. Aveva parlato di voler rivedere qualità nelle giocate. Prima ha detto dobbiamo ancora fare le nostre conoscenze. Avete tanta varietà nel modo di attaccare, tante qualità diverse, tante armi che potete usare in maniera differente. Sente che i suoi giocatori sono già diventati in parte padroni di se stessi o del collettivo e dei vari modi che avete di attaccare, o crede che tante volte nelle scelte individuali o di squadra si possa far meglio? Glielo chiedo perché qui un'altra squadra, nell'altra grande partita che si è giocata qua all'Olimpico, Lazio-Inter, a un certo punto l'Inter probabilmente ha rinunciato a giocare. Voi non avete mai rinunciato a giocare, avete avuto tanta varietà anche quando sono entrati Elmas, Raspadori eccetera. Quando dice dobbiamo fare le nostre conoscenze è perché pensa che dovete ancora diventare padroni delle tante varie cose che potete fare? Ho detto un po' prima, a volte perdiamo dei palloni troppo banali per il livello di calcio che siamo, che vogliamo giocare, che per il livello di qualità della maglia che indossiamo, per il livello di qualità che dobbiamo giocare indossando questa maglia. A volte siamo un po' pigri, a volte ce la prendiamo comoda e poi ci si accorge che quel tempo che pensavamo di avere a disposizione è scomparso e diventa una probabile palla persa. Invece no, dobbiamo essere sempre reattivi, sempre svegli. Però è vero quello che ha detto lei, insomma, è una partita dove ci si vanno a prendere tante buone notizie. Mister, la mia domanda è se lei aveva preparato questa gara facendo pressing alto con la Lazio o se è stata una reazione dopo il gol subito? L'hanno fatto da sé, ogni tanto si fanno girare le scatole, pigliano, partono e vanno all'arrembaggio. Si prova a costruirle una partita. Dopo il gol abbiamo giocato con più qualità, abbiamo imbucato qualche volta. Fino al gol siamo stati lì a girarla a destra e a sinistra e nessuno la voleva, nessuno prendeva delle decisioni, e quando non prendi delle decisioni le prendono gli altri. Se tu stai lì giondoloni ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa, poi trovi chi fa qualcosa e loro hanno fatto e ci hanno fatto gol. Poi a quel punto lì c'era da andare a rimettere a posto una partita, probabilmente la reazione è stata ancora più feroce, però la reazione anche in quei 20 minuti lì delle cose giuste si sono viste. Hanno randellato 2 o 3 palloni in bandierina, questi palloni trasversi da 100 metri di distanza e da una posizione troppo esterna che andavano giocati, però vanno giocati da più internamente quando siamo più a ridosso della linea difensiva degli altri, non da casa nostra, e lì si fa vedere di avere un po' di timore, però poi le scelte le hanno fatte sempre giuste, hanno giocato con grande personalità, hanno giocato con grande carattere. Le ultime. Buonasera, mister, volevo chiedere, Guara stasera sembrava più libero, più sciolto, è giusto? Sì, può diventare ancora più leggero. Se faceva quel gol di piatto che uno come lui, quello su 10 che gli capitano ne fa 10, perché io lo conosco bene tecnicamente, per cui deve essere contento perché anche stasera ha fatto un gran gol, si è fatto trovare 2 o 3 volte nelle posizioni giuste, però Popolicano gli aveva dato quella palla dove l'ha controllata male e si è fatto montare addosso da Provedel, che ha fatto un'uscita eccezionale lì, e poi quel gol al volo che si era smarcato benissimo perché
è schizzato fuori al momento giusto del cross, anticipando l'avversario, per cui ci aspettiamo di più. Ultima, il mattino. Sì, buonasera Spalletti. Sarri e Furibondo dice che non era rigore, che il gol di Kim era da annullare, arbitraggio pessimo. Vorrei un suo giudizio invece sulla serata dell'arbitro. Grazie. L'arbitro è uno dei più bravi che c'è in circolazione, è uno di quelli più forti, è uno di quelli che diventerà un top. Poi mi è venuto perché secondo il mio punto di vista in un paio di interventi ha fatto un paio di differenze su quello che è stato il suo modo di interpretare l'arbitraggio, però è una mia impressione della panchina, probabilmente mi sono sbagliato, però l'arbitro ha arbitrato bene, è un arbitro top.